Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalato, che forma e sa la nostra. Eccoci di nuovo a Brescia in tavola qui su Teletutto e questa si alza. Non ce la posso fare, metti i tacchi la prossima volta. Ma che metti i tacchi? Ma mettiti pazienza, basta, mettici una pietra sopra, cioè no, non nel senso. Siamo da piedi. Sulla questione. Va bene, allora grazie per essere con noi, siamo veloci anche oggi e vi raccontiamo una ricettina particolare tutta di mare oggi. Pesce. Gratinato di mare. Il gratinato di mare, ingredienti. Gamberoni, cozze, capesanti, aragostelle, pane trittato, olio extravergine di oliva e prezzemolo. Ah, caspita, però gamberoni, cozze, aragostelle, capesante, tanta roba, Le gratinato di mare che voglio mettere qui le grepole. Le grepole! Che sono le grepole? Il mio cosa le grepole! Cose schifose di sicuro. Ma che bontà! Che bello tornare da Castelvedere, qua c'è un'ampia esposizione, un vastissimo assortimento di dolci per le feste, panettoni, pandori, ceste, ma c'è di tutto, Sì, devi dire sì, c'è di tutto. Sì. E c'è pure, come ti chiami? Italo, però tu non stai qui, tu lavori qui ma non in questa zona qui, non spazio. Retrovie. Nelle retrovie, invece un bel fustacchione come Italo, guarda che roba. Senti Italo, tu il dialetto un po' lo capisci? Sì, un pochino, Brescia. Sei della zona, sei di Brescia? Brescia. Sì, e allora guarda che dobbiamo magari fare qualcosa su sta parola che mi ha detto Federica, le grepole. I ciccioli, le grepole. E cioè? I ciccioli, il porcel. Ah, le grepole, i ciccioli, ti piacciono? Assolutamente, sì. Con la polenta. Grepole con la polenta. Pa e grepole. L'importante è le mangiare. Vabbè, faremo una ricetta, pa e grepole, made in Brescia. Vedi, lo dice lui. Fede, mo torniamo. Capito? Made in Brescia, quello mi piace Made in Brescia. Le grepole, lui ce lo mette. Le grepole, i ciccioli, non li hai mai mangiati? Sì, vabbè, ma stiamo parlando di mare, pesce, queste cose, i ciccioli, le grepole, ma vai. No, non li ho mai mangiati, non sono molto amante di queste cose. Ma chi vegano? Sei vegano? Non sono vegano. Ok. Sono Carlo, piacere. Un piacere, Verica. Va bene, allora dai, gratinato di mare. Procedimento. Puliremo i nostri crostacei e i nostri molluschi aprendoli a metà. Insaporiremo il pangrattato con del prezzemolo, polvere di dado e olio extravergine di oliva. Con il composto ottenuto riempiremo il nostro pesce, adageremo il tutto su una teglia foderata con carta forno, carta forno. Cuoceremo il tutto a forno preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti. Difficile però per te sta ricetta, di la verità, non la fai a casa. Certo che la faccio. Non la fai a casa pure i molluschi. Preferisco andare al nuovo inizio. Lo vedi. Che la trovi pronta, la trovi pure buona. Brava, ristorante nuovo inizio. Vabbè, che vogliamo fare? Hai detto tutto? Vuoi salutare ammiratori, spasimanti, ex? No, ci metterei troppo. Vabbè, allora la finiamo qua. Grazie, alla prossima. Ciao. Buon appetito all'Italia che fa così cosa, ma intanto va. Buon appetito all'Italia com'è. Non so com'è